L'hanno definita una scelta politica, un gesto di solidarietà verso uomini e territori offesi. La CGIL di Vicenza e la Federazione dei lavoratori chimici dello stesso sindacato si costituiranno parte civile nel processo sul caso PFAS, la cui prima udienza è prevista per il prossimo 21 ottobre al Tribunale del capoluogo berico. Imputate al momento 10 persone collegate fino al 2013 all'azienda Rimar Miteni e agli enti di controllo delle acque del territorio inquinate da PFAS in buona parte delle province di Vicenza, Verona e Padova. In questo caso la costituzione di parte civile è un atto politico per fare in modo che il processo accerti fino in fondo le responsabilità degli imputati. Un'azione per tutelare non solo i lavoratori ma anche i loro familiari, visto che molti risiedono nelle cosiddette zone rosse, quelle maggiormente contaminate dagli PFAS, ha ricordato il segretario dei chimici Giuliano Ezzelini Storti. Oltre al fatto che nel suo statuto la Federazione dei Chimici prevede non solo la tutela della salute dei lavoratori del settore, ma anche quella dell'ambiente circostante alle aziende. Il processo riguarderà i reati di avvelenamento di persone e alimenti e disastro ambientale, un dibattimento che si prospetta lungo. Qualora arrivasse un indennizzo alla parte civile CGIL, il sindacato cosa ne farà? Nel caso dovesse essere riconosciuto a noi un danno, utilizzeremo quelle cifre ovviamente per il bene delle persone che sono state avvelenate e per fare in modo che non avvengano più episodi analoghi.